Benvenuti al Palasport di Rubano con un pelo di ritardo, ma siamo in diretta per la finale del Memorial Marcello Osti tra Cangurino Roncaglia e BAM Energy, che si sfidano in questa finale del Memorial Marcello Osti. Finale primo secondo posto, torneo che ha visto come al solito molte società da tutta Italia venire qui a Padova e dintorni per partecipare a questo torneo. BAM e Roncaglia arrivano da imbattute a questa finale. Il canestro del numero 136 di Roncaglia, il punteggio è di 2-2. Vediamo un secondo di pazienza perché la fretta a volte dà qualche difficoltà. Adesso vi sistemiamo tutto, un secondo, di pazienza, abbiate fede che arriviamo. Con frattempo la sfida rimane su 2-2, adesso vediamo di girare questa cosa. Ok, eccoci qua, dovremmo esserci, adesso siamo dritti, scusate, ma poco avvezzo a farlo dal telefono. Palla per Roncaglia, che abbiamo detto arriva ha imbattuto questo torneo, aver battuto in semifinale Spinea, mentre BAM Energy ha battuto in semifinale la Virtus Brentelle. Quindi finale primo, secondo posto. Per chi fosse poco avvezzo alle regole del mini basket, ricordiamo che si giocano 6 tempi da 6 minuti, non sono previste sostituzioni almeno di espulsione per 5 falli o infortuni, e non si va a punteggio progressivo ma si va a punteggio con i tempi. Un tempo vinto vale 3 punti, uno pareggiato ne vale 2, uno perso ne vale 1, chi ne fa di più vince. In caso di pareggio ai punti, allora sì, a quel punto conta chi ha fatto più punti. Ancora in caso di pareggio chi ha fatto meno falli. Ancora overtime. Così funzionano le regole, insomma, comunque è un modo di parlarne. Sbaglia il primo tiro libero, numero 94. Secondo tiro libero per lui, così abbiamo visto anche molti mini arbitri che hanno partecipato al torneo per la loro attività possibilità sia di formazione che anche comunque di esperienza. È un torneo importante che rinnova la partnership per la crescita di giovani arbitri. Qui c'è un fallo intanto per numero 68. Rimessa per BAM, tentativo di palla rubata, è la palla che si perde fuori. Ancora palla per BAM che va su col tiro, c'è l'errore. La palla è adesso per Roncaglia, deve avere anche i nomi dei 12 mini atleti, così diamo anche un po' di credito. Rimessa per e time out, scusate, un time out, arriva il primo time out della partita. 2-2 dopo 2 minuti e 28 di gioco. Diamo velocemente lettura delle due formazioni. Per la formazione di Roncaglia: Oeghen, Deruzza, Pivas, Moncher, Coccato, Cavaliere, Cantarini, De Marchi, Fiore, Rettore, Ruzza, Bila, Trentino e Ferro, con istruttore Orano Federico e aiutante Francesco Macorig. Mentre per BAM Energy abbiamo Sgarabottolo, Tasinato, Giora, Autorino, Cilino, Cesaro, Medici, Lion, Businaro, Martin Chemelli, Mavrodis, Moser e Covazzi. Siamo nel corso del primo sesto, perché a mini basket fino alla categoria anche esordienti giocano 6 tempi da 6 minuti. Rimessa dal fondo
per Cangurino Roncaglia. Poi, come spesso succede in questi tornei, i bimbi che si trovano a giocare nella stessa palestra finiscono per fare amicizia, di fare uno per quelli che hanno visto quello che sta succedendo oggi. Vediamo già tutti i ragazzi che sono a bordo campo, che stanno seguendo la partita. Canestro a rimbalzo per il numero 136, ovvero Coccato, e rimessa per Bam, perché non c'è il canestro e fallo in mini basket, ma canestro ovviamente è valido, ma la palla è per l'altra squadra. Con la segnalazione del fallo parte il contropiede per Bam col tiro e col canestro per Martin, quindi pareggia subito Bam. Prova a partire in contropiede con Cantarini Roncaglia, il numero 39, attacca, buon passaggio trovato per il compagno che va dentro, tiro di mano sinistra, poi ancora rimbalzo con la palla che entra, esce, palla contesa e quindi palla 2, che ovviamente nel mini basket non vige la regola del possesso alternato, e quindi sarà proprio una vera e propria palla 2, una delle cose più belle del mini basket, che non c'è il famigerato possesso alternato. Palla che viene controllata da Bama solo per un secondo, infatti la palla si perde sulla linea laterale. Attacco da parte di Roncaglia, la palla va, esce col piede il giocatore Cangurino, cambio, esce, non capiamo bene chi, esce il numero 25. Ovviamente, essendo un torneo, vi date la possibilità anche a più ragazzi di giocare, per far sì che tutti possano giocare tutte le partite. E adesso riparte all'attacco il Bam, la palla arriva, tiro che non va e la palla esce ancora, rimessa per Cangurino che attacca ancora con Cantarini che vuole andare dentro, fallo e 2 tiri liberi. Bella giocata del numero 89 che va a trovare 2 tiri liberi. Cantarini col primo libero che non è realizzato. Andiamo, torneo Memoria Marcellosti, che è per ragazzini della categoria bambina, della categoria bambini e bambine della categoria Aquilotti, quindi quarta e quinta elementare. Sbaglia il tiro libero numero 89, che poi però si va a prendere molto bene il rimbalzo, va ancora dentro, va su, mano sinistra e 2 punti per Cantarini, 6-4, quindi vantaggio per Roncaglia. Bam però vuole rispondere subito, attacca Mia Sgarabottolo, scarico per il compagno, finta, uso del piede perno senza far passi, va dentro, tiro e altro fallo. Questa volta il fallo è di Roncaglia, di Cangurino, quindi saranno 2 tiri liberi per Martin, numero 14. Martin sbaglia il primo tiro libero. Tiri liberi che già sono un'avventura per le squadre senior, per le giovanili, figurarsi per il mini basket, anche se poi sono mini incredibilmente precisi e l'attenzione in questi casi è molto alta. 0-2 per Martin, rimbalzo lungo ancora per Energy, vuole provarci ancora Bam a attaccare. Martin prova a tirare un pugno alla palla per farla rimbalzare senza successo, però attacca ancora, bella difesa da parte di Cangurino.
attacca dentro ancora Martin che va su, trova un altro fallo ancora da parte di abbiate pazienza, da parte di Ruzza Samuele, e sono 2 tiri liberi per Martin che prende anche un po' di incitamento dal pubblico, un po' di emozione ovviamente, insomma, il finale non si gioca tutti i giorni. 0-2 ancora, la palla è per Sgarabottolo, mia parte, infrazione di passi e rimessa per Roncaglia, il minuto chiesto da Roncaglia per provare a organizzare l'azione offensiva. Piccola pausa per noi durante il time out. Roncaglia ha chiamato tema, probabilmente vorrà essere trovato un modo per prendere un po' di vantaggio, partita che fin da subito segue il pronostico, ovvero punto a punto fin dal primo istante in questa 23esima edizione del Memorial Marcello Osti, torneo che è quasi tutti i giocatori che hanno fatto solo l'anno del Covid che l'ha bloccato. Anche io personalmente ne ho un ricordo ancora nitido, pur avendolo fatto ormai 16 anni fa. Siamo pronti per ripartire con Roncaglia con la rimessa, viene a prendersi il pallone il giocatore di Cangurino che attacca, va dentro, contatto, la scelta del fallo su Dante Cantarini, un nome prosaico diciamo e anche poetico, possiamo vederla a seconda di come volete vederla, di quale periodo di Dante vi piace di più. Sono 2 tiri liberi per lui. Sbaglia il primo tiro libero Cantarini. 0-2 rimbalzo, Sgarabottolo vuole provare a ripartire. Fischio e rimessa per quarto fallo già. Sono queste cose che ripeto, la magia del mini basket. Alla palleggio chiuso, bella pressione e c'è l'infrazione di 5 secondi con rimessa per Cangurino. La palla viene rimessa, mancano 15 secondi alla fine, la palla gira ancora per Cangurino che è in vantaggio 6-4 in questo primo tempo. Se la gioca il numero 9, va dentro, fallo e 2 tiri liberi direi. Due tiri liberi per numero 97 che in caso di realizzati potrebbero dare il vantaggio, cioè il tiro viene sbagliato e quindi direi che c'è un fallo da parte del numero 97. Cambio, esce il numero 94 Tasinato e torna al 25 Tovazzi. Deve uscire il numero 97 di Cangurino e fa il suo esordio nella partita
Ragazzi, il numero non lo vediamo da qua, va dentro, sarà il tiro, se lo prende e non va, e quindi Cangurino vince il primo sesto, quindi siamo 3-1 nel conto dei punti dei quarti. Adesso cambierà il microfono, avete pazienza, ma se no non arriviamo alla fine della diretta. Vai Mario, procedi al cambio. Eccoci tornati per la finale del 23esimo Memorial Marcello Osti. Siamo in diretta dal Palasport di Rubano. Primo sesto vinto da Cangurino Roncaglia per 6-4. I bimbi dell'istruttore Federico Rano hanno vinto 6-4 il primo parziale. Adesso vediamo se gli aquilotti di BAM riusciranno a prendere un po' di energia nel secondo tempo. Vabbè, questa l'hanno capita perché è BAM Energy, avete pazienza. Anche abbiamo le due squadre in campo, potevo anche dirmi invece di queste cavolate, però vabbè, siamo tutti un po' sfiniti. Con a saltare c'è Ruzza che tocca il pallone, il primo pallone è per Cangurino che però sbaglia il tiro, rimbalza il palla 2, se ne occuperà il numero 100 Piva contro il numero 68 Mavrodis. Palla per Cangurino ancora che va a attaccare, c'è il tiro ma c'è l'errore, rimbalzo per BAM che parte subito col contropiede, spinge BAM, va su, fallo e due tiri liberi, botta anche abbastanza forte, ovviamente non senza volontà di far male, palo del numero 64 Rettore. Saranno due tiri liberi per BAM. Bell'applauso da parte di tutto il pubblico. Si ricomincia a giocare con due tiri liberi, passati solo 20 secondi, ma l'intensità è già molto alta. Altro errore dalla lunetta, abbiamo detto. Difficile in questi contesti avere lucidità ai liberi. Primo tiro libero sbagliato, ce n'è un altro a sua disposizione. Esce anche questo, c'è il rimbalzo per Cangurino che prova adesso a condurre la palla nell'altra metà campo. Attacca Cangurino, va dentro, è uno step da parte di Ruzza che ricordo solo perché è omonimo di un giocatore che alleno io quindi mi è abbastanza facile da ricordarlo. Diceva ancora lui, se la vuoi giocare, finta, incrocio, mezzo alle gambe, side step, tiro e canestro per il numero 117 che mette due punti notevolissimi. Attacca ancora BAM che risponde subito ma il tiro non entra. Attacca ancora Ruzza, parte il contropiede, la palla va e c'è il canestro da parte del numero 74 Rettore. Vedete, bella mini basket non ci si ferma mai, se non quando l'arbitro fischia giustamente. E altro fallo per il Rettore. Attacco, bella difesa da parte di Ruzza che poi parte in palleggio, attacca, finta,
Ancora un tiro di prima, questa volta esce corto, prova ad attaccare allora Bam che va come un fulmine in contropiede. C'è il fallo sul tiro di Autorino. E sono 2 tiri liberi per il numero 4. Autorino anche un po' per la pausa lunga non riesce a realizzare il primo tiro libero, ne ha un altro a sua disposizione che esce anche questo. Allora ancora Ruzza con rimbalzo, canestro stregato per Bam in questo secondo periodo, palla dentro, bella giocata di Cangurino e altri 2 punti e Bianzale chiede time out dall'istruttrice di Bam sul 6-0 per Cangurino, che è partita molto molto bene, potrebbe arrivare al vantaggio anche in questo secondo tempo. Rubano gremito come per le migliori occasioni, come la finale di Memoria Marcellosti è. Da vedere già là, si vede, vediamo se riesco a zoomarvele bene le coppe che saranno assegnate a tutte le società partecipanti, ovviamente. L'Università di Roma, che dovendo fare una strada molto lunga, ha chiesto e ottenuto di poter avere prima la sua coppa di tutte le squadre che arrivano, quelle che hanno già appena giocato. Sono anche le autorità, il presidente Flavio Camporese. Vediamo se Bam riesce a matare la maledizione del canestro, perché con diverse azioni che ci va molto vicino alla situazione bianco-arancio-blu, senza però aver fortuna. Ed ecco ancora Bam che parte in contropiede, attacco, va dentro ed eccoli subito qua i primi 2 punti per Bam di questo quarto. E poi l'autore del canestro, ovvero il numero 68 Mavrodi, stava anche a commettere fallo, quindi è rimessa per Cangurino. Palla consigliata a Ruzza che deve giocarsi, è bravissimo qui Bam in difesa, e c'è il fallo, buon fallo fischiato da parte degli arbitri, fallo netto alla trattenuta, fallo da parte di Ruzza su Autorino e sarà rimessa per Bam. Vediamo che si muove Mavrodis proprio, la vuole giocare il numero 68, tiro che non va, allora parte il contropiede di Cangurino, il micidiale contropiede, bel tiro che non va, rimbalzo, e ancora Cangurino che se la vuole giocare, penetrazione, fallo ben speso direbbero a livello senior, quindi non so quanto Mavrodis volesse fare, Mavrodis che Dio mi fa, Nicolas volesse fare fallo, Nicolas, ma in segnalazione c'è un giocatore di Roncaglia perso, ma grande giocata di Nicolas che intercetta il pallone perché c'era il compagno già pronto lì a colpire, tiro, errore da parte di Ruzza, si volta a rimbalzo, vuole spingere ancora Bam, passaggio filtrante in avanti che va a trovare il compagno, attacca, finta, tiro, non va, c'è il rimbalzo e la palla è per Bam che sta molto bene dal time out. Mentre abbiamo uno dei fondamentali più importanti del mini basket, che è l'allacciata della scarpa, la doppia allacciata della scarpa, che è un fondamentale molto importante per giocare a mini basket. Eccoli qua, questi 2 protagonisti che si sistemano le scarpe e si può ricominciare con la rimessa per Bam. Fortunatamente i bimbi hanno solo 2 piedi, se non dovrebbero all'incirca 2 giorni e mezzo ciascuna.
mentre c'è un altro canestro da parte di Nicolas che è caldo come una stufa. Prova però Cangurino a rispondere in attacco. Bella palla dentro, semigancio di Ruzza, molto bello. E 2 punti per lui. Cangurino non vuole avere dubbi sulla vittoria di questo tempo, ma Nicolas va dentro, ancora lui, gran canestro. Poi si addormenta un po' Cangurino sulla rimessa, in qualche modo si salva la formazione giallo-blu. Palla dentro, ma viene mancato il passaggio troppo forte. Piva non riesce, Tommaso non riesce a controllarla. La prova a rispondere ancora Bam che va all'attacco e ancora Nicolas totalmente impermeabile. Assoluto protagonista di questo momento della partita, e Bam si è rimesso in gioco con questo 6-2 di parziale. Ricordiamo che si va per punti dei tempi e non per parziale totale, mentre Nicolas segna il primo tiro libero 8-7. Due su 2 ed è rimonta completata. Palla per Cangurino che prova ad attaccare ancora, la palla arriva ancora a Francesco se la vuole giocare, va su, sbaglia però il tiro, rimbalzo ancora per lui, adesso fa pentole Coperchi, bel passaggio per il compagno, altro semigancio dal tabellone che non va. Allora Bam prova a ripartire, la palla viene manessa da metà campo offensiva e si perde. Rimessa, palla per Cangurino, adesso grande tensione qui al Parubano, ovviamente tensione bella di quello dello sport, soprattutto a questa età. Cangurino attacca, arresto, direi prima delle azioni del tiro, quindi rimessa per Cangurino, se ne occuperà ancora Rettore. Produtta con una bella finta senza palla, vuole giocarsela, mette forse la zampa fuori, non è l'intervenzione arbitrale, poi si alza palleggiando, fischio da parte dell'arbitro, che come sono mini giocatori, sono i mini arbitri, quindi ovviamente che sono informazione e quindi possono commettere un errore, è assolutamente pacifico, è normale, ed è rimessa per Bam, nulla di assolutamente grave, si può subito ricominciare a giocare. Palla per Bam che attacca, ancora Nicolas col tiro, rimbalzo per Francesco che vuole attaccare ancora lui, va dentro, si ingambera con la palla, l'ultimo tocco è blu, quindi la palla è bianca. Siamo 8-8, lancio lungo, la palla è per Roncaglia, Cangurino col tiro, fallo giusto da dietro sul tiro, buon fischio arbitrale, 2 tiri liberi per il numero 64, arriva infatti tutti dovranno a catechizzare il suo bimbo in maniera molto, molto serena e tranquilla. Sempre di bimbi stiamo parlando, che giocano, che sono bravi, lasciarli godere le loro emozioni. E qui Rettore con un gran tiro libero, shot pieno e 9-8, ma è lunga, mancano 29 secondi, quindi il tempo è tutto tranne che finito. 1 su 2 rimbalzo per Ruzza che scappa via con la palla, manca poco, Ruzza se la sente, se la prende, la sbaglia, rimbalzo e fallo da parte del numero 4 bianco, e c'è il time out chiesto da Roncaglia per organizzare un'altra azione offensiva piccola, quindi sosta per la partita. 20 secondi
dalla fine, 9-8 il punteggio. È vero che Roncaglia è avanti di 1, ma la partita è molto equilibrata, quindi nel conto dei quartini ogni punto, ogni tiro può avere il suo peso. Vediamo un po'. Cosa faranno i ragazzi di Cocciorano? Rimessa per Roncaglia, c'è un giocatore completamente libero, ma Cangurino la passa all'avversario e poi Ruzza va a commettere fallo. Con Nicola è stato più furbo di tutti, ma rimessa per Bam, che adesso ha l'occasione di tornare davanti, cambio di mano e fallo da parte di Ruzza. Rimessa, va su Bam col tiro, non va, si lotta a rimbalzo, la prende ancora Francesco che parte in contropiede, vuole andare a segnare lui, tiro sbagliato, rimbalzo, ci riprova e finisce. 9-8 il tempo, quindi va avanti 2-0 nel conto dei quarti. Cangurino. Finisce il quarto 9-8, c'è stato un piccolo dubbio se fosse fallo o non fallo, piccolissimo fallo per noi. Ed eccoci col terzo tempo della sfida, avanti 2-0 Roncaglia, che adesso prova ad attaccare ancora, bel movimento, oh! Floater and one, giocatona da parte di, non troverò mai il nome perché, per Ogende Michele, mette un gran canestrone per il 2-0 per Roncaglia. Mentre non c'è end one, come non c'è il tiro da 3 punti, riceve fallo da parte di Bila Francesco. La rimessa per Bam, affidata al biondissimo Clinio, che però passa la palla al nulla, con rimessa che rimane per Cangurino. La partita ripartirà dal punto in cui
era stata vietata la rimessa perché il pallone non è stato toccato da nessuno. Palla ancora per Michele che se la vuole giocare in palleggio, attacca Michele, va dentro, fallo e rimessa per Cangurino. Buona difesa da parte di Bam che riesce a non concedere il canestro. Poi ancora Michele col palleggio, la vuole giocare lui, attacca, va dentro, cambia velocità, resto di potenza e 2 punti ancora per Michele Oghende. Ed ecco ancora Bam che spinge, prova a rispondere. Anche prima siamo partiti 6-0, poi però siamo solo 4-0. 4? Sono impazzito io. 4-0, poi però Bam ha rimontato, vediamo se ce la farà anche questa volta. Tuffo, palla per Michele che lancia a lungo, i compagni però non ci arrivano, la palla è ancora però per Roncaglia che va a dribblare un po' tutti. Roncaglia, tiro che non va, c'è il rimbalzo e c'è il fallo. Bel rimbalzo da parte di De Marchi. Luca che si guadagna quindi 2 tiri liberi. Sbaglia il primo tiro libero Luca, ne ha un altro però a sua disposizione, se sarà più fortunato. No, non tocca neanche il ferro, quindi è rimessa laterale per Roncaglia, guardami, per Bam. Momento di defiance, palla per Bam che parte ancora in contropiede e c'è il solito fallo su questi attacchi al ferro. Due tiri, fallo dato in azione di tiro, quindi 2 tiri per il numero 19 Cisaro. Sbaglia il primo dei due, anche deve fare le macumbe ai tiri liberi perché sempre solo 2 nel tempo precedente, poi basta. Tanti errori, 0 su 2. Questo è un fondamentale classico del mini basket, l'autorimbalzo. Rimessa ancora per Bam sulla stoppata di Cangurino. Palla dentro, se la vuoi giocare c'è un altro fallo. Il fallo è di Cangurino col numero 91 Francesco. Palla ancora, rimessa, la palla arriva, anche se vuole provare ancora ad andare dentro col tiro che non trova la via del canestro. Rimbalzo per Cangurino che parte, bel pallone schiacciato, bel contropiede di Cangurino, canestro, fallo, tiro libero aggiuntivo. Bellissima azione con il canestro di ferro Massimo e time out chiesto da base, un po' la trama del secondo periodo si ripete identica in questo terzo, con Bam che deve rincorrere sotto 6-0 dopo 3 minuti. Avevo solo anticipato quello che sarebbe successo di qualche secondo.
Time out completato e quindi siamo pronti per ripartire. Rimessa per Bam, vediamo se succede esattamente come prima, che sulla prima rimessa poi Bam segna. Prova a partire ancora, bella difesa di Luca, segnalata come fallosa. La palla è ancora per Bam. Provano ancora i giocatori in maglia bianca a farsi valere, i mini atleti in maglia bianca. La palla arriva superata alla metà campo, se la vuole giocare il Bam, buona difesa di Cangurino, la palla va dentro e c'è il fallo da parte aiuto, oggi sono un disastro di Massimo. Quindi rimessa per per Bam. La palla arriva, bravo Michele che salva il pallone e con una giocata di un'intelligenza super riesce a salvare la palla. Bravissimo. Viene confermata la chiamata. Che era corretta assolutamente, perché Michele è stato bravissimo, tuffo, l'ha colpito in testa, vedete, non apposta, ma è l'unico punto che ha trovato. È rimessa quindi e riparte proprio Michele ai 100 all'ora, va con 4 palle per tutto il campo, da una gran palla, il compagno non concretizza, ma è molto bravo a tenere l'equilibrio, finta di tiro, attacca, se la vuoi giocare il numero 95 dal palleggio, bella pressione in difesa. Tiene il palleggio vivo, side step, tiro da fuori, tabella, canestro e 2 punti per lui. Segnalai però la ottima difesa di Tommaso che l'ha obbligato a un tiro molto difficile, bravissimo lui a segnare, proprio Tommaso che parte in contropiede, tira, non va il tiro, rimbalzo, fallo e 2 tiri liberi. Ed è pronto un cambio, esce Matteo ed entra col numero 83 Clinio Daniele entra. 2 tiri liberi, vediamo se Bam riesce a togliere questa maledizione con il buon Matteo. Niente, tiri liberi stregatissimi per il Bam, ne ha un altro a sua disposizione. 0-2, rimbalzo però per i mini atleti in bianco. Bella difesa di Michele, viene fischiato fallo a Michele che ha respinto col petto, con la pancia, ed è rimessa per il Bam. L'ultimo tocco qui però è proprio di Bam e quindi la palla va a Roncaglia. Vuole attaccare ancora Michele, crossover, accelera e qui vuole fare un cambio di troppo, però l'ultimo tocco è da parte di Tommaso che continua a fare delle grandi difese, lottando fino all'ultimo. Luca con la palla, consegna Michele che attacca stavolta al fondo, finta, fallo e 2 tiri liberi per lui ed è pronto un cambio anche per Cangurino. Esce il numero 91 Bila Francesco ed entra, non si vede il numero davanti, abbiate pazienza che lo facciamo, ci arriviamo, entra il numero 118 Cavaliere. Il problema è che a differenza del solito non ho la lista con l'ordine numerico, quindi ogni volta è un po' un disastro trovare chi è chi, però ce la faremo. Michele sbaglia il primo tiro libero, sbaglia anche il secondo, il rimbalzo è per... Mi è toccato da Bam, quindi la palla è per Roncaglia, si occupa della rimessa
Ciangurino, Michele col crossover, palleggio, arresto e tiro, errore. Questo forse un filo esagerando, bravissimo Luca, sta facendo una gran partita. Se la vuoi giocare adesso Tommaso col fallo e 2 tiri liberi per Michele. Usiamo una bella botta, numero 95. Fallo prima dell'azione di tiro, da quello che intuisco, quindi rimessa con Michele che è completamente libero, quindi prende, tira, subisce fallo ancora da parte di Tommaso. Che non so che fallo siamo arrivati, ma sicuramente qualcuno ne ha fatto. È il terzo. Michele sbaglia il tiro libero, sta uscito tutto lui. Sarà anche come tutti i bimbi un po' stanchi, siamo alla quinta partita in 3 giorni per tutti, quindi insomma, un po' di stanchezza c'è, ovviamente c'è anche per gli arbitri, per noi dello staff, c'è stanchezza veramente dovunque qui a Rubano. Michele però con un Eurostep che però esce ancora corto e la palla è per Bam. Rimessa, la palla arriva al giocatore di Bam che parte in palleggio, supera la metà campo. Sto parlando di Andrea trova il compagno che è Tommaso, che adesso vuole lui a rispondere con un bel tiro, sbaglia però, sfortunato col tabellone. Tommaso ancora sfortunato, c'è il rimbalzo, semigancio, fallo e 2 tiri liberi. Due tiri liberi. Si erano aperte le finestre che provano a appoggiare un po' d'aria, sarebbe bisogno solo che c'è il piccolo problema che piove. Adesso si aprono anche sulle nostre teste, speriamo che vada tutto bene. Errore ancora di Bam, tiri liberi, però bravissimo Luca col lancio lungo e la palla che viene però recuperata da Bam. Tommaso in palleggio, tiro da lontano, non va. Bravissimi anche questo tempo tutti i miei atleti. Piccola pausa per noi, poi torniamo per il quarto tempo.
Tutto pronto per l'inizio del quarto periodo e del secondo tempo, diciamo, con il quarto tempo. Roncaglia avanti 3-0, in caso di vittoria un altro tempo sarebbe vittoria aritmetica. E comincia subito forte la formazione di Cangurino con 2 punti per Coccato. Pietro Mia parte in contropiede, attacca, bel passaggio, molto bravi i ragazzi di BAM, e Tommaso, che ha provato più volte nello scorso periodo, finalmente trova la via del canestro. Mentre c'era un cappello in campo, la palla va con Ruzza, messo in campo nel quarto periodo questa volta, va dentro Francesco, 2 punti per lui, 4-2 per Roncaglia. Tommaso prova a partire ancora, scarico, Mia vuole attaccare, bella palla dentro, bravissimi i ragazzi di BAM. E provano anche di orgoglio a rimanere aggrappati alla partita. 2 tiri liberi per Matteo. Segna il primo Matteo, tenendo in scia BAM, 4-3 punteggio. Sbaglia il secondo, rimbalzo, attacca ancora Cangurino a tutta velocità, palla dentro per Ruzza che si riapre a mano ragazza, e segna ancora, anche perché i Ruzza in questo palazzo tendono a far canestro. Palla per BAM, va dentro Tommaso e trova fallo ancora da parte di Lettore, che se non siamo al quinto fallo saremo al quarto, vedi che non ci sono andato così lontano. 2 tiri liberi per Tommaso, che niente, il tiro libero oggi non vuole entrare per BAM, è dato uno prima, ma 6-3 il punteggio. Rimbalzo e prova a ripartire subito Cangurino, va dentro, c'è il fallo di Mia e saranno 2 tiri liberi per mamma mia che memoria oggi per Pietro. Era partito il coro dei bimbi di Roncaglia, che poi si sono reso conto che c'era il compagno che stava tirando i liberi e sono zittiti con uno zitti, che secondo me ha deconcitato il compagno più del coro stesso, però vabbè, 1 su 2 per lui, è scena meravigliosa. Parte in contropiede BAM, va dentro Tommasino che sbaglia però il tiro, rimbalzo e canestro per BAM con Matteo, ma Roncaglia ancora Cangurino saltellando di là e di qua, prova a rispondere ma parte in contropiede BAM, tiro e canestro, 7 pari, rimane aggrappata la partita BAM, fallo da parte di Nicola. Adesso andiamo a sentire i genitori di BAM, va dentro, canestro fallo, tiro libero aggiuntivo in arrivo, no non è vero, tiro libero aggiuntivo, scusatemi, questa è l'abitudine delle telecronache, canestro di Rettore, che di nome fa Sebastiano, 2 punti per lui. Ancora Tommaso, che adesso ha preso sulle spalle la squadra di pura autorità. Tommaso va dentro,
Terzo tempo, sfortunatissimo il numero 15, rimbalzo e direi che Francesco commette fallo. Non ho visto che ha commesso fallo. Date pazienza, Francesco. Vediamo se il tavolo segnala. È il terzo, no. È il quarto personale per Ruzza, attenzione a questo possibile turning point della partita. Vengono sbagliati i tiri liberi, fallo da parte di Tommaso, il direi quarto personale. Conto dei falli che comincia a diventare abbastanza preoccupante, tra virgolette, ovviamente per entrambe le squadre. Palla dentro, tiro per Cangurino che non va. Ruzza prende il rimbalzo, si divincola in qualche modo, dovrebbe giocarsela. Crossover, va dentro, arresto e canestro per Francesco, che poi recupera anche palla e fa una gran giocata. Mette però la zampa fuori nel tentativo di buttare la palla contro i bianchi. E mentre si viene a ciaccolare con l'arbitro, parte il contropiede e il canestro da parte di Bam, che ripetiamo non molla un colpo. Ancora Bam che resiste, ma in qualche modo adesso è ancora Francesco col pallone, vuole attaccare per farsi perdonare l'errore. Altro tiro che non va, rimbalzo lungo per Cangurino. Provano a scappare col pallone, difesa un po' in aria forse, ma si va dentro con 2 tiri liberi per il buon Sebastiano. Non posso allontanarmi, non ho il microfono tutto addosso e c'è un time out da parte di Bam, direi. (1:09 da giocare). 11-9 il punteggio per Cangurino, che ricordiamo in caso di vittoria o di pareggio in questo tempo avrebbe ufficialmente vinto la finale. Poi ovviamente avrebbero comunque giocato gli ultimi 2 tempi, ma diciamo così, il risultato si sarebbe messo in ghiaccio dai gialloblu. Mentre ci sono anche grandi balli sugli spalti in campo da parte dei bimbi che guardano la finale, atmosfera di pura festa. Con la rimessa, con i 2 tiri liberi che stanno per Cangurino. Ed è Sebastiano che va in lunetta per 2 tiri liberi. Vai Seba! Difficile tirare dopo il time out, non è facile, sbaglia prima Sebastiano, ma ne ha un altro. Se sposta il tiro un po' più a destra, la palla ha buone chance di entrare. Infatti esce di molto poco questa volta il tiro. Lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è blu, quindi la palla è per Bam, che adesso ha 1 minuto per provare a fare almeno 3 punti per rimettersi in gara. Attacca qui Bam, buona difesa di Cangurino, ma va dentro molto bene e c'è il fallo da parte di Pietro. Ci stanno 2 tiri liberi per Nicola. Sbaglia il primo tiro libero Nicola, questi tiri liberi stregati per Bam.
Nicola segna il secondo ed è 11-10, quindi adesso con un canestro Bam potrebbe riaprire la partita. Botta, ginocchiata direi Lopez, si dice in linguaggio tecnico, più o meno, e cambio, quindi direi che deve entrare in campo abbiamo giocato durante ancora un tempo, in teoria no, il punto è che se tu fai entrare uno conta come secondo tempo giocato in teoria, poi non so, però secondo me Francesco anche su un piede ma rientra perché per coraggio vuole rimanere in campo. Bravo, il numero 117. Poi a questo punto oggi prende la palla, poi si fa uno scatto tipo bip bip, vediamo un po' se è così. Eccolo che parte, bip bip, eccolo qua, Francesco parte ed è doppio palleggio, giusto il fischio arbitrale, rimessa per Bam che adesso ha una chance importante, ma Francesco ruba ancora palla. Dovrà attaccare Francesco, così è, attacca e va a trovare il fallo di Tommaso, che è il quinto fallo personale direi, ma non ce ne accorgeremo mai in tempo, ma è il quinto, non ce ne siamo mai accorti in tempo, era il quinto fallo, non importa, avanti si gioca, fallo, sesto fallo personale di Tommaso, no, beh. E si gioca, via, rimessa, palla per Tommaso che prova a ripartire, c'è un altro fallo. Ed è fallo per Sebastiano, anche per lui dovrebbe essere il fallo, la palla va, fallo, diventando non finirà mai questa partita, tempo partito leggermente in anticipo, quindi sono 0.4 secondi a giocare e una palla nella metà campo difensiva, insomma, linea di massima, potremmo dirlo, riceve e Roncaglia vince il quarto tempo e quindi ha già matematicamente vinto la finale, però la partita non è finita, quindi sicuramente adesso altri due tempi da giocare. Festeggiano giustamente i mini atleti di Ponte San Nicolò per la vittoria, ovviamente insomma, la partita non è finita, pronti a entrare altri 4. Abbiamo Michele, Luca, Alessandro, mi manca uno perché non lo vedo di schiena, e dall'altra parte abbiamo Andrea, Tommaso, Alessandro e il numero 93 che è Matteo. Scusate, ma ripeto, non è facile questa questione di numeri non in ordine. E quindi pronti a giocare per il quinto tempo della finale Memorial Marcello Osti, 23esima edizione. Attacca subito Bam che va a segnare 2 punti. Bravi. Quindi vedete di Bam a non mollare neanche in questo momento. Michele vuole andare dentro per pareggiare subito, sbaglia però l'appoggio, sbaglia forse ancora più facile. Allora, prova a spingere ancora Bam ed è doppio palleggio fischiato al numero 22. Palla per Michele. Attacca Michele, fischia la palla persa. Tiro da fuori, non va. Rimbalzo, rischia la palla rubata.
Ultimo tocco, bravo qui il numero 23 Andrea a buttare la palla contro il difensore per avere la rimessa. La palla viene battuta, prova ancora a correre Bam. Si è un po' rilassata forse Cangurino, ma Bam ovviamente vuole vendere fino all'ultimo. È stata molto equilibrata al di là di un tempo, solo più precisa Roncaglia nei momenti decisivi. Luca parte alla grande in contropiede, va dentro, contatto, non c'è il fischio, rimbalzo Michele se la vuole giocare. Palla fuori e palla per Bam. Palla per Bam che vuole partire in contropiede. Bel lavoro difensivo, buon tiro preso da Bam, però il tiro non va. Lotta a rimbalzo e direi che arriva una bella palla 2 in puro spirito mini baskettistico. E si gioca con la palla per il Bam che va a provare il tiro, c'è l'errore ancora, rimbalzo. E rimbalzo ancora, tiro, corto anche questo. Finta, bell'uso del perno e fallo da parte di Alessandro. E saranno 2 tiri liberi per Tommaso. Ricordiamo, siamo nel quinto periodo, meno di 4 minuti da giocare, 2-0 punteggio in questo periodo, ma per la regola dei quarti Roncaglia ha già matematicamente vinto la finale. Ripeto, diciamo, i bimbi sono stanchi, gli arbitri sono stanchi, ma noi istruttori e staff siamo stanchi tanto quanto, se non di più. 0 su 2 liberi, rimbalzo e ancora prova a spingere Cangurino, parte la 4% Michele che va dentro, canestro, fallo, tiro libero che non ci sarà perché non c'è, però canestro buono, fallo di Matteo, il biondissimo Matteo, e quindi rimessa per Bam. Tommaso prova ancora a spingere in palleggio, va dentro, canestro, fallo anche di qua, bravissimo il numero 25. Palla che va, Michele, lancio lungo, ma il compagno stava osservando il panorama e quindi niente, o i genitori si spacciano, so, puoi vederla come vuoi. Comunque arriva la palla per Bam, solamente attacca ancora Bam, va dentro e Tommaso ne trova altri 2. Parte ancora Cangurino, ma altra buona difesa da parte di Bam, ancora Tommaso, ancora il tiro, l'errore, c'è il rimbalzo, tiro ed errore ancora per Bam. Adesso l'intensità è leggerissimamente calata perché la parte emotiva, come tutti i bimbi, è già passata. Stoppatona qui, però la palla la prende ancora Bam e ancora Tommaso che ancora va a colpire. Time out chiesto da Cangurino, giustamente il tutore Federico Rano vuole tenere alta l'attenzione dei suoi, anche perché insomma sono al di là poi del risultato che conta quel che conta a questa età, insomma hanno bisogno di crescita in più, giocare partite, e quindi insomma ovviamente perché non sfruttarle fino in fondo.
Palla per Cangurino, post time out. Vediamo un po' se Michele trova un po' di quella grinta del primo tempo. Ancora un errore sotto misura. Rimbalzone di Luca, che riesce a fregare Tommaso, che commette, mi sa, il quinto fallo. Sentiamo il quinto fallo personale per Tommaso, che esce, e quindi cambio e torna in campo Matteo, per i più biondi di tutta Abano, direi. Luca sbaglia il tiro libero. Dai Luca, un partitone, regalci questo canestro. Sbaglia il tiro Michele, poi da rimbalzo. Se Michele è anche un po' sfortunato qui, quello in fila per lui. Tiro da fuori, molto ben eseguito e realizzato da parte sua. Meno 4 per Cangurino. Rimessa con la palla che viene persa da Bam. Vediamo se riesce, ma il tempo non si ferma più, perché ha arrivato a questo, il tempo non si ferma più. Palla per Michele che se la sente, bel passaggio dentro, finta, palleggio, bravissimo, fallo. E la infrazione di passo. Ho esagerato io con la mia previdenza, evidentemente io arbitro non sono. Quindi rimessa per Bam che va su, tiro, c'è il fallo da parte di Luca. Hanno 2 tiri liberi per Bam. Due tiri liberi che arrivano adesso. Un gran via vai di Bimbi, perché sta preparando tutto quello che sarà poi la premiazione finale. Altro tiro libero in arrivo per Daniele, che fa 0 su 2, e la rimessa è per Roncaglia. Rimessa, Michele spinge il pallone, attacca da Michele, il tiro esce, quindi Bam vince meritatamente il quinto tempino, e quindi di orgoglio va a vincere questo tempo. Ce n'è ancora uno da giocare e poi sarà e siamo pronti per il sesto e ultimo tempo. È in vantaggio 4 Roncaglia, quindi ha vinto la finale, ma ovviamente tocca prima la prima. Siamo prima occasione di crescita per i bimbi fino in fondo. Pallone che viene toccato da Bam, ma la palla è per Cangurino, la gestisce il numero 89 Dante, poi trova il compagno che va dentro, c'è il tocco, la palla arriva ancora per Dante che se la vuole giocare, finta, crossover, va dentro, bel arresto e bel canestro per Dante. 2 punti per lui, prova il contropiede Bam, passaggio a tutto campo, ma letteralmente a tutto campo, per la palla che finisce fuori dal campo. Palla per Cangurino, doppio palleggio, infrazione da parte dei giocatori giallo-blu.
e la palla è per Bam. Va dentro e va a segnare 2 punti Bam con Federico. Adesso attacca ancora Cangurino, trovata la palla per Dante che trova chiuse le porte e la rimessa è per Bam che adesso prova a ripartire dentro, finta, bel passaggio, colpo di testa incredibile difensivo per il pallone, scivolata, stiamo mischiando un po' di sport in questo momento e fallo con rimessa per Cangurino, viene Dante a prendersela e riparte numero 89, attacca in palleggio, supera la metà campo, attacca Dante, bella giocata per lui. Sono 2 tiri liberi per il numero 89. Dante segna il tiro libero. Due su 2 per Dante, 4-2, torna avanti Cangurino. Ma ovviamente non ci sta, vuole fino all'ultimo vendere carissima la pellaccia. Attacca. Bella difesa di Dante. E poi Nicolas mette i piedi fuori. Parte il contropiede di Cangurino, ma la palla è di nuovo per Bam. Forse abbiamo bisogno di una manina qui Federico per uscire dalla pressione. Alto in palleggio e infrazione di passo per gli arbitri e rimessa quindi per Cangurino, meno di 3 minuti alla fine. Cambio e fa il suo ritorno in campo Massimiliano al posto di Federico, quindi è rimessa, la palla è per Dante che riproverà probabilmente a attaccare, no, bel passaggio per lui, va dentro, arresto, fallo e 2 tiri liberi, fallo di Nicolas e 2 tiri liberi per Massimo, no, rimessa dal fondo per Massimo, guarda, fallo sull'azione di tiro segnalata, no, rimessa per Massimo, fallo, una spinta prima dell'azione di tiro, palla per Dante che passa la palla a un avversario inavvertitamente, la palla però rimane lì, Massimo se la vuole giocare, è rimessa, e ancora per Cangurino, la palla viene recuperata da Bam che parte con un treno in contropiede, la fascia bianca giallo e blu arriva a bersaglio con il canestro di Samuele. Dante qui rischia di prendere la palla, in qualche modo la palla rimane a Dante. Massimo vuole giocare in velocità e trova il fallo di Matteo. Altro tempo molto combattuto. Stavolta è Dante, dovrà cambiare qualcosa, palla per Massimo, bel lavoro di Matteo che prova a ripartire in palleggio, attacca ancora, proprio lui va dentro, tiro e canestro per Matteo, quindi Bam va avanti 6-4.
Dante vuole attaccare ancora. Dante, bella palla dentro, finta da parte di Massimo, fallo su di lui da parte di Matteo. Ed è fondo perché la palla non era stata ancora raccolta. Rimessa al fondo per Cangurino, c'è stato un cambio e si gioca, direi, sì, andiamo. Taglio forte di Dante che riceve in qualche modo, attacca di mano sinistra, per prendere spazio, probabilmente proverà di nuovo, attacca di nuovo, finta, attacca di nuovo, va su e di caparbietà il numero 89 ne mette altri due, parte il contropiede e la palla è per Bam. Con la palla che adesso invece è per Cangurino. Sei buono. Sei pari con Dante che trova Massimo che vuole andare su. Ultimo tocco per la buona difesa di Matteo che è andato a stoppare non rinunciando alla difesa. 17-4 da giocare. Dante col pallone, trovato ancora Massimo, i due si intendono a meraviglia, ma bravo Massimo che si butta. La palla è per Dante. Dante se la vuole giocare, side step, tiro, tabella, non va e quindi finisce l'ultimo tempo con la festa per Roncaglia, ma la festa in generale un po' per tutti. Sempre un grande weekend anche gli spalti che applaudono qui al Parumano. È sempre una grande festa in memoria al Marcello Osti. Prima di chiudere, ringraziamo ovviamente tutte le società che hanno partecipato a questo torneo, alle strutture che hanno ospitato i ragazzi da fuori e un ringraziamento a tutto lo staff e a tutto il collaboratore dei ragazzi più giovani come i due che avete lì al tavolo, Isacco e Marco, molto presenti in questi giorni. Un ringraziamento anche da parte mia, Martino Gasparri. L'appuntamento è ancora qui, rimane qui per le altre dirette dei suoi giorni. Io vi lasciamo qui la diretta della premiazione delle premiazioni. Buona visione, da parte nostra un saluto e alla prossima. Tutti assieme. Abbiamo un grande applauso per tutti gli atleti che hanno partecipato a questa bellissima edizione del torneo Osti. Ora chiediamo con la collaborazione degli istruttori ogni squadra seduta in fila per terra che passiamo a fare le premiazioni.
E ci giriamo rivolti verso lo schermo qua dietro. Se no va bene. Spendo due parole velocissimamente per ringraziare innanzitutto i miei atleti che sono stati protagonisti di questo super torneo. Ringrazio i istruttori che si sono prodigati ad accompagnarli in questi 3 giorni, ringrazio voi famiglie che avete speso questo weekend per permettere ai bimbi di fare questa esperienza. Questo torneo viene disputato a Padova per la categoria piloti. Quest'anno abbiamo visto delle bellissime partite, delle bellissime squadre. Un altro applauso per i bambini. Per ultimi, ma non per importanza, ringraziamo gli arbitri e i mini arbitri di questo torneo. Per permettere ai bimbi di giocare. Quindi un altro applauso per gli arbitri. Ora lascio la parola a Nicola Bernardi, nostro direttore sportivo. Volevo solo ampliare questo ringraziamento che gli avevo chiesto di non fare, non è che si sia dimenticato. Agli istruttori che hanno lavorato questi giorni per portare Sì, sarò velocissima, grazie per l'invito, ma soprattutto grazie a Virtus che organizza sul nostro territorio un appuntamento storico, perché lo abbiamo detto prima, 23 anni sono tanti e il segno della continuità è importante, ma con una società sportiva come Virtus non avevamo dubbi. Sono qui io oggi, c'è anche Massimo Righetto che è il mio vice sindaco e assessore allo sport, ma il grande applauso va ai ragazzi e alle famiglie, perché i genitori che supportano i loro figli nello sport aiutano tutta la nostra società. Quindi grazie a voi, atleti, ragazzi e alle vostre famiglie e amici degli istruttori. Lascio la parola al presidente della FIP. Buonasera a tutti, grazie per l'invito a Nicola e a Marco, grazie allo staff che ha organizzato per questo torneo che per noi come organizzazione è fondamentale, perché innanzitutto si tratta di amicizie, società che non si incontrano diversamente durante la stagione e soprattutto per i genitori perché vedono molte più partite e molte più squadre. Ringrazio soprattutto per il fair play che avete portato come caldo in questo torneo e faccio un grossissimo applauso a voi genitori e alle
un ringraziamento finale. Devo ringraziare lo sponsor. Quest'anno abbiamo avuto un main sponsor, Tech Class System, che ha creduto in questo progetto, ha visto in noi in Virtus una realtà che è vicinissima e lo dimostrano questi bimbi al settore giovanile, al sociale. Ringrazio i genitori perché senza di loro questi bimbi non sarebbero arrivati qui. Quando tornate a casa ragazzi, dei vostri amici, perché il basket è bello, vi siete divertiti, fatevi venire a giocare nelle vostre società perché è uno sport di squadra che vi unisce. Adesso vi conoscete, siete piccoli, abbiamo ancora noi tutti amici da quando giocavamo nel basket. Chiudiamo così questa bellissima manifestazione e diamo appuntamento a tutti il prossimo anno. Grazie ancora. Partiamo con le premiazioni. Premiano l'assessore allo sport di Urbano, il sindaco di Urbano, il presidente della FIP e il playmaker della nostra prima squadra, Radar Grado. Partiamo quindi con Virtus Armeola. Si prepara Favaro Basket. Favaro Basket. Un applauso. Fare a foto che si vede il sponsor attaccano gas assist. Si prepara Solesino Consente. Solesino Consente.
Dai che vi faccio una foto! Mettetevi vicini! Ragazzi, mettetevi vicini, poi ve la giro. Guardatemi! Ok. La giro sul gruppo. La foto si sente sia a te, la condivido nel gruppo. Qua. Il cappello giù. Ma la porti a casa tu? Guarda come ve la condividete.